Chiara Vigo è una donna che custodisce gelosamente la sacralità di un mondo scomparso. È la custode di arti e saperi antichi che, grazie alla tradizione orale, hanno percorso i secoli. Chiara è una delle ultime tessitrici di bisso, la preziosa seta del mare indossata fin dal tempo dei faraoni. Il bisso è un filo sottile, bruno, dorato, che si ricava da una sostanza filamentosa prodotta dalla Pinna nobilis, il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo. È un animale protetto e in Sardegna, a Sant'Antioco, vive in banchi a pochi metri di profondità. Il bisso fuoriesce da questa parte all'esterno e può essere tagliato sott'acqua nella parte della coda che comunque il mare porterebbe via. Io scendo sott'acqua nella prima luna di maggio, taglio l'ultima coda di bisso dalla pinna e la porto in superficie. Da quel momento l'animale resterà fino all'anno successivo nel fondale perché io possa l'anno prossimo avere in regalo altri 10 grammi di seta. Se il mare ci regalerà delle cose le prenderemo, se il mare non ce le regalerà avremo pazienza fino all'anno successivo. L'animale è tutelato da una legge di protezione del 1992. Vi prego, non è necessario pescare pinne piccole per portarsi la conchiglia a casa. Lasciatele nel loro habitat. Io tesserò per voi il panno e il filo dell'acqua senza che voi andiate a distruggere l'animale. Lasciate l'equilibrio fra mare e terra. Non toccate la pinna. È una bella signora che vive nei fondali, ha diritto di vivere in pace. Perché tanta attenzione e perché tanta cura? E perché pregare prima e lavorare dopo? Perché io non sono un artigiano e non sono un artista, quindi sono un maestro. Un maestro ha la funzione di conservare quello che era, quello che è e quello che sarà, perché le generazioni future possano ancora camminare su orme di storia. Il bisso non si compra e non si vende, perché è bene di tutti, perché è bene dei bambini che verranno. Tutti vengono nella mia stanza e tutti hanno diritto di trovarlo lì. Il bisso, una volta pescato, viene liberato dalle scorie e per fare questo si usa lo stesso attrezzo che nel telaio si usa per fermare la tela. Il bisso, lavato a mano, arriverà a terra per diventare poi un filo che traccerà un panno che è del mondo e che segnerà una nuova trama di pace. Stiamo facendo l'operazione di cardatura che richiede un tempo lunghissimo di lavorazione e naturalmente, siccome abbiamo rispettato il mare, naturalmente abbiamo fibrille cortissime e non bioccoli lunghi. L'operazione di cardatura è un'esigenza indispensabile perché bisogna liberare la fibra dalle paglie
nonostante la fibra sia stata dissalata e poi sia stata asciugata, le paglie comunque rimangono. Ai tempi di mia nonna era meno difficile, nel senso che loro pescavano l'animale, strappavano il nervo e poi appendevano il nervo ad asciugare, avevano un bioccolo di 30 centimetri. Potevano usare un cardo, non a spilli come il mio, ma un cardo molto più grosso e con i chiodi. Questo gli permetteva di avere del materiale utile a fare tessuti di bisso. Oggi è possibile effettuare un taglio di 10 grammi ad animale all'anno. Io pesco 300 grammi di seta che diventano 30 grammi, che diventano un'opera che è del mondo. Per ottenere 1,5 grammi, 2 di filato ci vuole quasi una settimana di lavoro. Il fuso è uno strumento molto antico che permette alla fibra di ritorcersi, di unirsi e di fare il filo. Questa operazione, l'operazione di torsione, permette al filo di raddoppiarsi e di consolidarsi. Verrà poi bagnato in succo di limone per diventare elastico e permettere al tessitore di avere un filo resistentissimo. Naturalmente questa elasticizzazione dura un paio di minuti, poi la fibra si ricompone e assume un bellissimo colore aureo in luce. È così che i broccati di bisso al buio dormono, alla luce diventano oro. Seguendo infiniti gesti di precisione, il bisso viene unghiato sulla tela tessuta utilizzando un antico telaio in legno che apparteneva alla nonna di Chiara. Nel 1996 Chiara riceve il premio Donna Sarda dell'anno. Provai un'emozione fortissima e pensai a tutte le donne del mondo, per la loro vita nessuna medaglia. Sono tornata a casa e ho frugato nella cassa di mia nonna e ho tolto i ciuffi di bisso pescati da lei nel 1938 e facendo camminare la storia, questa storia che è delle donne, ho intessuto la loro anima dentro questo leone che come loro al buio dorme ma alla luce diventa oro per difendere tutto quello che è buono, bello e sano.